Benvenuti all'appuntamento che precede il telegiornale delle 13:20 assieme a Lorenzo Acquaviva, che è il nostro ospite, che io ringrazio per essere tornato nei nostri studi. Lorenzo Acquaviva è in questo caso il direttore artistico di Approdi. Sì, esatto. Intanto buongiorno a tutti i nostri telespettatori e buongiorno a te, grazie di avermi invitato. Io sono un po' preoccupato per il microfono dell'ospite, perché lo vedo scendere. No, ma è saldo, È saldo? Io adesso che me lo hai scusa, ricordato lo sistemo sì, in tutti ecco. i casi. Perché poi tu sei anche abituato a Sì. sistemare microfoni, eccetera. Con Lorenzo Acquaviva ceneremmo al programma di Approdi, perché la manifestazione incomincerà il 14 giugno, quindi c'è un po' di tempo, 2 settimane abbondanti, Sì. però Approdi è inserito, correggimi se sbaglio, all'interno di Trieste Estate. Sì, sono alcuni degli appuntamenti, soprattutto quelli che sono al Sartorio, che è un posto che io amo molto, tra parentesi, il giardino del Sartorio, e il programma anche quest'anno è molto vario. È all'8ª edizione, mi sembra ieri quando ho cominciato, sono passati 7 anni. 8ª edizione. 8ª edizione. Ecco, allora chiedo scusa, ho sbagliato, chiedo scusa in regia, l'edizione è la numero 8, non la numero 7, quindi correggiamo il titolo, è colpa mia. Ne avevamo persa una per strada, ma l'abbiamo subito recuperata. No, è il VIII, ho certo. visto solo I numeri romani. romani. Solo 2. Chiedo scusa, sono interrotto. No, niente, come ogni anno, anche quest'anno ad Approdi abbiamo un tema, perché io costruisco il festival attorno a un tema. Quest'anno è un qualcosa che mi ha particolarmente stimolato, che è il discorso della dicotomia che oggigiorno si tende a fare tra i buoni e i cattivi, no? Abbiamo costantemente le notizie che ci arrivano anche di queste guerre che sono in corso, in cui ci sono i buoni e i cattivi, nella politica ci sono i buoni e i cattivi, no? Nella nostra società ci sono sempre i buoni e i cattivi. Io ho voluto andare un po' oltre a questa dicotomia e ho cercato invece di esplorare alcuni personaggi che in qualche modo, come tutti noi penso, racchiudono entrambi gli aspetti della bontà e della cattiveria, qualsiasi cosa essa voglia dire. E quindi ho articolato un festival intorno a questo tema, buoni e cattivi. Ci sono dei cattivi a tutto tondo, come per esempio Charles Manson, che forse magari pochi lo ricordano, però è lo psicopatico che uccise Sharon Tate. Perché uccise Sharon Tate, c'è il film di Quentin Tarantino, sì, che esatto. si basa su questo. C'è anche, e poi ci sono anche personaggi, ecco, per esempio Chet Baker è difficile da catalogare, perché certamente voglio dire, è stato uno dei più grandi trombettisti della musica del secolo anni secolo 50, scorso. ma poi ha avuto una carriera molto lunga che si è snodata anche molto in Italia, infatti. Sì, vero. C'è anche un bellissimo documentario di Bruce Weber, fra l'altro. Esattamente. Però lì c'è l'autodistruzione che è parte integrante del personaggio Chet Baker. Io lo racconto proprio nello spettacolo inaugurale, mi dai subito il destro per parlare dell'inaugurazione di Approdi, che ci sarà il 14 di giugno in un posto molto molto bello, molto suggestivo, che è il Circolo Marina Mercantile di Trieste, sulla sua grande terrazza, quindi in riva al mare. Parleremo assieme a un quartetto d'eccezione di questo straordinario artista che è morto prematuramente ad Amsterdam, in circostanze anche quelle poco chiare, non si sa, cadde da una finestra, non si sa se è buttato, caduto, suicidato, insomma. Lui aveva spesso dei forti debiti con i suoi spacciatori, lui era un eroinomane, era diventato molto presto eroinomane purtroppo, e una volta è successo, e questo lo raccontiamo, che all'ennesima volta in cui lui non paga un conto per l'eroina gli vengono spaccati tutti i denti, che per un trombettista significa fondamentalmente non poter più lavorare, perché nello strumento tromba i denti sono parte integrante proprio del poter suonare lo strumento. E tanti altri aneddoti racconteremo, intervallati da brani di Chet Baker e non solo. Allora, sì, prego. No, volevo dire che, come giustamente ricordavi, Chet Baker è forse un po' emblematico rispetto a questa dicotomia tra buono e cattivo, tra autodistruzione e redenzione, tra genio e sregolatezza, no?
C'è tra l'altro poi un altro appuntamento che mi consente di parlare di un altro aspetto, diciamo così, della cultura triestina. C'è una passeggiata cinematografica il giorno dopo, sabato 15 giugno, la conduce Gianluca Guerra. Molti conosciuto come Giazza, che è anche il disc jockey, molti Ah, sì? a Trieste lo conoscono come Giazza, sì, lui. Animatore delle notti triestine. Vabbè, Anche. io di notte sono più ormai. Però no, è una passeggiata che appunto porterà gli spettatori nelle atmosfere di alcuni film che sono stati girati a Trieste. L'immagine che fa da claim nella brochure è quella di Corriere Diplomatico. Corriere Diplomatico è un film che è entrato nel mito. Nell'immaginario. Sì, perché molti pensano, sono convinti di aver visto Tyrone Power a Trieste, invece non è così, perché qui certo. c'era soltanto la seconda troupe, eccetera. Insomma, come diceva John Ford, se uno crede, se la leggenda è più interessante della storia, chi Certo, se ne frega chi della se ne frega storia, di qualcosa, insomma. certo, assolutamente. Ecco, volevo chiedere questo, per chi lavora nel mondo dello spettacolo, per chi lavora nel mondo del cinema o anche del teatro, che città è Trieste? Nel senso, per quel che riguarda il cinema sappiamo è ormai molto diventata richiesta, location molto voluta, richiesta, molte... c'è una luce particolare Straordinaria. che quindi aiuta molto, eccetera. Devo dire anche la verità, è una città che anche si presta a parecchio da Sì, questo. a essere riconvertita Sì. anche in altre città, no? È diventata la Svezia, vi ricordo, è diventata Londra, è diventata Parigi, sì. proprio con The Old Guard, in cui anch'io faccio un piccolo ruolo, questo film, questo blockbuster americano, è diventata, via Foschiatti è diventata una via di Parigi. Ma quando esce quello? Perché ma guarda, io è un po' leggo strano, continuamente. è Netflix, no? Se non sbaglio. Mi pare di sì, sì. sì, è Netflix. Quantomeno il primo sì. di Old Guard era Netflix, quindi dovrebbe Sì, essere sì, Netflix hai anche ragione, questo. hai ragione, Quindi sì, dovrebbe sì. uscire, insomma, perché... Sono stati alcuni giorni e appunto io faccio un piccolo ruolo in questa via Foschiati che diventa una via di Parigi, per dire. Quindi sì, però scusa, tu stavi dicendo, No, la ecco, Trieste cinematografica la conosciamo. La conosciamo, eccetera. La Trieste degli spazi teatrali o degli spazi che potrebbero essere riconvertiti e diventare spazi teatrali o degli spazi che possono essere utilizzati come spazi teatrali, che tipo di opportunità offre? Trieste Estate quest'anno potenzia il numero di posti all'interno del giardino appunto del Sartorio. Museo Sartorio, anche perché l'altro anno ha avuto un grande successo, sì. E poi approda per 3 appuntamenti. Per 3 appuntamenti, sì, quest'anno è uno dei punti centrali del festival. Ecco, ma ce ne sarebbero altri di posti che dovrebbero essere... Sono preparato sulla tua domanda, anche se in realtà non concordiamo mai niente. No. Anzi, la cosa bella di quando Umberto mi chiama è questa nostra volontà di... Quando io chiamo tutti è sì, così, non esattamente. sanno mai dove... Sì, no, non sono un privilegiato in questo senso. No. Allora, no, ci sono 2 posti che mi stanno particolarmente a cuore. Uno è il Teatro Romano, dove tantissimi anni fa feci uno spettacolo che si chiamava Le Culotte, che era una produzione con tutti attori che erano triestini, ma poi andati via Roma, c'era Mauro Serio, c'era Tullio Borghetti, c'era Francesco Gusmita, c'erano Maria Cristina Heller, eravamo un po' di persone che erano triestini emigrati. E quello, ad esempio, sarebbe un posto che andrebbe utilizzato perché è un posto sicuramente di grande suggestione. Si pone poi un problema ovviamente di chiudere le strade, di rumori, quindi capisco che non è fruibile in maniera immediata. E invece un altro posto dove io feci uno spettacolo che porto sempre nel cuore, che era questo spettacolo tratto da Stalk di Andrei Tarkovsky, che si chiamava Zona 17, perché finiva al magazzino 17, c'era questo treno che entrava nel Porto Vecchio e con cui gli spettatori si accompagnavano e poi facevano tutto un percorso in uno dei magazzini, appunto il magazzino 17. Quindi il Porto Vecchio, so che l'assessore Rossi ha fatto tanto e sta facendo tanto perché lui ama molto il Porto Vecchio, penso che anch'io sia uno dei punti cruciali per Trieste, no? Potrebbero diventare nuove Ramblas di Barcellona in qualche modo, sì. Perché il posto assolutamente si presterebbe. C'è un problema ovviamente di costi, ovviamente per mettere
mettere tutta quella zona e restaurarla richiede un sacco di quattrini, però sarebbe molto suggestivo. Nell'ambiente si discute per esempio del possibile recupero dell'auditorium, del teatro auditorium, o quella è vista come, che ne so, come qualcosa di ormai abbandonato. Che però si potrebbe andare, ma tanto nemmeno. Come viene? Ma la mia percezione, io sono troppo giovane per... Poi io, una parte della mia vita, quando ero bambino, ragazzino, l'ho passata a Udine, e quindi io l'auditorium in realtà non penso di averlo mai visto, purtroppo. È chiuso dall'85, se non mi sbaglio. Ma io già prima non ci sono andato, penso di non averlo mai visto, almeno non a mio ricordo, forse mia mamma mi ci ha portato a vedere qualcosa o mio papà, non lo so. Però ho l'impressione che quel luogo sia ormai considerato un qualcosa che appartiene al passato. Cioè un luogo... Io non ne sento molto parlare, ogni volta che ne parlo con i colleghi vedo un po' delle facce e dire beh vabbè, ma ormai quella roba là è andata. Ho capito. Ho come l'impressione che quel posto sia ormai molto collocato in quell'epoca dove ha visto grandi protagonisti, uno per tutti Living Theater, no? che suscitò scandalo, furono arrestati tutti, Julian Beck, Judith Malina vennero portati in questura, che sta proprio là poi tra parentesi. Però, già è vero, no? E quindi non c'è stata molta strada da fare. Per dire la verità. E mi sembra, quando si parla dell'auditorium, come un po' un luogo perduto, dimenticato, che raccoglie un po' dei testimoni, delle cose, dei ricordi, ma che rimane un po' là. Questa è la mia impressione. Però sarebbe, a me, che una sala venisse restituita alla città non farebbe che piacere. E invece, diciamo, adesso io non vorrei che questo sembri un'entrata a gamba tesa, però i luoghi già deputati per il teatro in città sono secondo te sufficienti? Ah, che domanda! Perché dico che domanda? Perché devo dire che Trieste è un po' una mosca bianca. La gente va molto a teatro a Trieste, c'è una grande tradizione per il teatro, sia quello in dialetto, sia quello diciamo, più istituzionale, lo Stabile, la Contrada, il Miela. Ma io direi che a Trieste siamo, ripeto, abbastanza fortunati, però il problema più della quantità di sale è un problema di spettatori. Perché in molte città, i miei colleghi Roma, che io ho frequentato per tanti anni, dove ho abitato per tanti anni, i miei colleghi mi dicono ma Lorenzo, tu che adesso stai di più a Trieste, così, siete fortunati perché a Roma certe volte noi cominciamo, una volta si cominciava il martedì a fare gli spettacoli, adesso si comincia il giovedì, perché il martedì e mercoledì si rischia di fare i forni, come si dice in termini tecnici, cioè i vuoti. Non è facile non è assolutamente facile, no? il portare gente al teatro. Ripeto, noi siamo fortunati, abbiamo grande tradizione e io penso che abbiamo abbastanza sale. Se ne fossero di più, ben vengano. Ma a livello, diciamo, nazionale forse il problema è portare la gente a teatro, anche perché ormai, questo è un discorso che ci porterebbe un po', cerco di fare a long story short, come dicono gli americani, riassumendo, c'è sempre meno spazio per il teatro, diciamo così, un po', una volta si diceva alternativo, di ricerca, no? E si sta un po', questo un po' si sta forse perdendo una tradizione. Ad esempio Fanny Alexander, che vengono a questo spettacolo su Charles Manson che hai citato, Umberto, loro sono stati la punta di diamante per tanti anni per il cosiddetto teatro in qualche modo di ricerca, loro, i Motus, la Società Raffaello Sanzio, tutte compagnie che vengono dalla zona dell'Emilia Romagna, che è stata una terra piuttosto feconda per quanto riguarda la ricerca teatrale in Italia. E beh, insomma, bisognerebbe forse dare anche un po' più spazio a dei progetti che non sono quelli mainstream, no? Adesso poi anche distribuire uno spettacolo, se non ci sono nomi è un problema. Ecco, forse se dovessi spezzare una lancia la spezzerei un po' per il teatro, quello forse un po', come dire, un po', come stavo a dire secondario, dicendo un brutto lapsus perché in realtà non lo reputo assolutamente secondario, ma che si pone, diciamo, al lato di quello ufficiale. Forse, ecco, appunto, sì, esattamente. Anche sui termini. Sì, esatto, potremmo discuterne. Ti chiedo invece ancora una cosa, siamo in chiusura, poi di Approdi parleremo anche più approfonditamente sotto inizio appunto del festival. C'è una cosa che mi incuriosisce per quanto riguarda il mondo del cinema, nel senso, non so se anche in questo caso se ne parla, eccetera. Il Festival di Cannes, il fatto che l'Italia sia tornata a mani vuote, fatto salvo il premio per il miglior regista
per un certain regard, che però è con una produzione che mi sembra non sia italiana o comunque... Sì, beh, parla il regista italiano della produzione americana, Ecco. sì. Cioè, i festival contano ancora da questo punto di vista, oppure alla fine sono come dire, una vetrina per i film, poi dopo i premi Sono sempre molto meglio. discutibili, cioè ognuno poi ha le sue idee. Ma guarda, ne facevo un discorso con un amico sceneggiatore qualche giorno fa, ad esempio al Festival di Cannes ha vinto questo film inglese, l'anno scorso se non sbaglio ha vinto Povere creature, no? di Lanthimos, se non sbaglio, no? Mi pare, non so perché faccio confusione con... No, che ha vinto, credo, Anatomia di una caduta, se non mi sbaglio. Hai Però, ragione, comunque, scusa. Però l'Antimos ha vinto qualche premio, A Venezia, forse Venezia, credo, scusami, ho Venezia. confuso i due festival. Voglio dire, non necessariamente adesso un film che vince un festival deve essere il film afghano, no? Ambientato nel deserto, sempre, no? sì. Per l'amor di Dio, quindi con contenuti anche magari molto, molto difficili. Però mi sembra che sempre di più ci sia la tendenza a consacrare il già consacrato, non so come dire, a dare i premi a qualcuno di già conosciuto più che avventurarsi a scoprire nuovi talenti. Penso ad esempio a Kusturica, quando non era praticamente nessuno che veniva a Trieste, al Trieste Film Festival, mi raccontavano con i jeans, no? Veniva tutto sdrucito con l'autobus da Belgrado e poi è diventato quello che è diventato, no? Trieste Film Festival, ad esempio, scoprì in qualche modo Kusturica quando Papà in viaggio d'affari, ancora i primi film, parliamo di 30 anni fa. Ecco, forse il festival dovrebbero ritornare a scoprire nuovi talenti, a scoprire nuovi registi, a scoprire nuovi attori. Allora ricordatevi, Approdi, edizione numero 8, ne parleremo più avanti, dal 14 al 23 giugno. Grazie a Lorenzo Acquaviva per essere stato con noi, complimenti per il programma e buon lavoro. Grazie mille. Pubblicità, poi il telegiornale delle 13:20. Buongiorno telespettatori di Tele4 e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre con la cronaca. Un ucraino sessantenne è stato arrestato dalla polizia locale. L'uomo, che conduceva un veicolo con targa polacca, trasportava una famiglia curda senza documenti validi. Salgono a 4 gli arresti per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina effettuati dalla polizia locale di Trieste negli ultimi 10 giorni. Venerdì scorso, nel tardo pomeriggio, il nucleo di polizia giudiziaria, dopo un breve pedinamento, ha intercettato sull'altipiano un veicolo con targa polacca, probabilmente proveniente dalla Slovenia, che trasportava una famiglia di etnia curda senza documenti validi, genitori con 3 figli, di cui 2 minorenni. Gli operatori hanno fermato il veicolo polacco in condizioni di sicurezza e senza creare pericolo, nonostante i numerosi passanti presenti. Il presunto passer è stato immediatamente arrestato, si tratta di un ucraino sessantenne, e condotto alla casa circondariale di via Coroneo su disposizione del pubblico ministero di turno, la dottoressa Riolino. La famiglia curda era in buone condizioni, dopo l'identificazione ha presentato richiesta di protezione internazionale. Grazie al proprietario, la polizia ha rintracciato uno scooter rubato e contestualmente rinvenuto altri 2 motoveicoli, oggetto anch'essi di furto. Nella notte del 22 maggio scorso la Polizia di Stato ha rinvenuto 3 motoveicoli risultati poi essere stati oggetti di furto. Erano le 3 del mattino quando alla squadra volante della questura arriva la segnalazione del furto di un motoveicolo, un Piaggio Beverly, avvenuto in via San Cilino. Lo stesso proprietario del veicolo, con l'applicazione sul proprio smartphone e grazie al localizzatore GPS, fornisce agli agenti gli spostamenti del mezzo, localizzandolo in movimento tra Viale 20 Settembre, Largo Barriera, via dell'Istria e definitivamente in Piazzale delle Puglie, via Dalviano. Il rapido intervento degli equipaggi rintraccia il motoveicolo segnalato, parcheggiato nel piazzale con segni di forzatura sul congegno di avviamento e privo di bloccasterzo. Gli agenti effettuano un controllo dei veicoli parcheggiati nel piazzale, rintracciando così un altro Piaggio Beverly e un Honda SH con segni di forzatura sul congegno di avviamento, veicoli risultati essere stati rubati rispettivamente da via dei Piccardi e via Commerciale. I 3 veicoli sono stati riconsegnati ai proprietari.
Adesso ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale, ci aspetta l'ispettore Lionello Schillani per le solite comunicazioni per quanto riguarda il traffico e la viabilità. Buongiorno ispettore, e a lei la linea. Sì, buongiorno a lei dottor Bosazzi e a tutti i telespettatori. Allora iniziamo per dire che la mattinata è stata abbastanza impegnativa per noi, ma comunque con interventi non degni della cronaca. Per quanto riguarda la viabilità, attualmente è scorrevole sulla rete viaria, non abbiamo particolari interventi in atto, il traffico è abbastanza scorrevole. Per quanto riguarda i due cantieri principali, che è la chiusura di via Cabotto da via Malaspina, abbiamo avuto conferma che dovrebbe riaprire questa sera con l'ultimazione dello scavo. Anche sulla via commerciale, ancora questo pomeriggio la via Cordaroli rimarrà chiusa in discesa appunto da commerciale, e anche qui abbiamo avuto assicurazione che il cantiere dovrebbe ultimare nel tardo pomeriggio, quindi domani in entrambe le zone si dovrebbe transitare normalmente. Per quanto riguarda le manifestazioni, questo pomeriggio sera abbiamo una processione religiosa all'interno dell'ex OPP di San Giovanni. Di fronte alla chiesa c'erano i fedeli intorno alle 17 circa, un'oretta per questa manifestazione, per questa processione religiosa. Saremo sul posto per la viabilità. E inoltre avremo questa sera un evento privato presso il Teatro Verdi con l'afflusso di numerosi partecipanti. Arriveranno con pullman e mezzi privati, si pensa circa una ventina se non di più di pullman. Saremo sul posto per la viabilità, dovrebbe arrivare intorno alle 19:20, ultimare 23:24. Ribadisco che saremo sul posto. Purtroppo per questa manifestazione e anche per l'arrivo della nave che è previsto domani abbiamo già interdetto l'area di sosta sulle rive, quindi praticamente una zona più estesa, perché si va dalla Capitaneria di Porto fino alla Piazzale Marinai d'Italia, tutta la zona è chiusa e la sosta è interdetta ai veicoli privati. Per la nave l'interdizione della sosta rimarrà attiva fino al 3 giugno, invece domani mattina l'area fino al Mole Audace sarà di nuovo fruibile. Anticipo brevemente 2 chiusure per domani mattina verrà chiusa la via di Romagna, il civico 26, quindi da Severo al Temidoro non si potrà transitare per uno scavo abbastanza importante a Cegas, e questa chiusura andrà avanti un paio di mesi. Inoltre domani sera in orario serale ci sarà la chiusura della Galleria di Servola in entrambi i sensi di marcia dalle 23 alle 4 del giorno dopo, con deviazioni in atto a parte dell'ANAS. Con questo restituirei la linea. Grazie ispettore Schillani, buona giornata e buon lavoro. Grazie anche a lei e a tutti i telespettatori. E nei prossimi giorni aumenta anche il traffico autostradale a causa dei grandi concerti a Bibione e a Trieste. Tutti i dettagli nel prossimo servizio. Il Corpus Domini segna l'inizio di un nuovo ponte di festività che richiamerà sulle coste del Friuli Venezia Giulia e del Veneto migliaia di vacanzieri dall'Austria e dalla Germania. Quest'anno coinciderà con eventi di forte richiamo come i concerti di Vasco Rossi a Bibione e di ultimo a Trieste, entrambi in programma nella serata di domenica 2 giugno. Saranno quindi 4 giorni di traffico sostenuto e a tratti molto intenso sulla rete autostradale gestita da Autostrade Alto Adriatico. A partire da domani, giovedì 30 maggio, al mattino si segnala bollino giallo in entrambe le direttrici della A4 e bollino rosso, con possibili code rallentamenti sulla A23 nel tratto tra Udine Sud e Nodo di Palmanova per l'arrivo dei turisti stranieri diretti verso le località balneari. Nel pomeriggio sono previsti flussi sostenuti anche sulla A28 in direzione Portogruaro. Venerdì 31 maggio, dopo una mattinata in cui non dovrebbero verificarsi particolari criticità, il traffico potrebbe tornare nuovamente ad aumentare sulla A4 in entrambe le direzioni, con possibili formazioni di code e rallentamenti in uscita alla barriera dell'Isert, anche per il rientro verso l'est Europa dei vettori commerciali. Sabato 1 giugno, data in cui si terrà a Bibione il sound check del concerto di Vasco Rossi, ancora bollino giallo sulla A4, in particolare nel corso della serata, con possibili code e rallentamenti agli svincoli di Lattisana e di Portogruaro, mentre domenica 2 giugno, condizioni meteo permettendo, sarà caratterizzata da un mix di arrivi verso le località di mare e quelle interessate dai concerti e rientri, con bollino giallo presente per tutta la giornata fino a tarda serata. Inoltre, la concessionaria autostradale ricorda che per i lavori di rifacimento del cavalcavia di Sistiana, di competenza di FVG Strade, resta chiuso in entrata e in uscita lo svincolo in direzione Venezia. Secondo il Comitato Novo Via, la non finanziabilità del progetto indicata dal Ministero, poiché andrebbe ad impattare sul sito comunitario Natura 2000, rappresenta la pietra tombale per l'opera. Oggi il Comitato ha spiegato i dettagli. Sia dal Ministero dell'Ambiente sia dal Ministero delle Finanze confermano che le opere
che presentano una valutazione di incidenza al secondo livello negativa non possono usufruire dei finanziamenti del PNRR e non si possono fare nemmeno le compensazioni. Quella riportata questa mattina dal Comitato Nuovo Via potrebbe essere la pietra tombale per interrompere il percorso della realizzazione della cabinovia. O perlomeno questo è quanto si augura il Comitato e i numerosi cittadini contrari all'opera, i quali oggi hanno sottolineato con forza la risposta fornita dai due ministeri e che riguarda l'impossibilità di utilizzo di fondi PNRR per realizzare opere in zone dove è stata valutata negativamente l'incidenza della presenza di un impianto di quel tipo. Abbiamo provveduto nel procedimento che sta portando avanti la Regione per la Vinca di terzo livello, mandare 10 relazioni tecniche per controdedurre alle assurdità che sono scritte nelle relazioni presentate dal Comune. Il parere era stato espresso nell'autunno dello scorso anno dalla Regione. La Vinca di secondo livello aveva confermato un impatto ambientale che, con l'infrastruttura, determinerebbe la perdita di habitat di specie di interesse comunitario. Dal Comitato, a ogni modo, c'è la consapevolezza che, nonostante a loro avviso ormai gli elementi debbano portare un dietrofront, da parte del Comune ci sarà una risposta che permetterà loro di trovare la procedura per proseguire con il progetto. Siamo curiosi di vedere adesso che scamotage, visto che andiamo avanti ormai da 4 anni, dove ogni giorno si inventano misure per superare le disposizioni di legge, per cui noi continuiamo a affermare che questo progetto è illegittimo, impattante, inutile, insostenibile e insicuro. Abbiamo avuto l'ennesima riprova. Occupiamoci adesso della Triestina perché sta per essere ufficializzato l'addio a mister Bordin, in attesa poi di conoscere quello che sarà il suo successore. Ma vediamo quello che ci racconta nel prossimo servizio Bernardo Gulotta. Con un comunicato pubblicato oggi, la Triestina ha reso noto che alla scadenza del contratto, fissata per il prossimo 30 giugno, non verrà rinnovato il rapporto di lavoro con l'allenatore della prima squadra Roberto Bordin. Già nella conferenza stampa della scorsa settimana era stato fatto intendere che le strade fra tecnico e club si sarebbero divise, con la dichiarazione dei vertici del club che a giorni si sarebbero sciolte le riserve sul nuovo allenatore. Ed è sempre questione di giorni anche l'ufficialità proprio del prossimo tecnico, che con tutta probabilità sarà Michele Santoni, profilo che per l'Unione rappresenterebbe una scelta di prospettiva e di scommessa, quella soprattutto di puntare su un allenatore emergente. Santoni sorpassa un altro nome che circolava in questo periodo, quello di Massimo Donati, ex tecnico del Legnago e quindi già conoscitore del clima della Serie C. L'esperienza di Roberto Bordin sulla panchina dell'Unione si chiude con 14 partite di campionato, 5 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte. Includendo i play-off, le partite con la Labarda sono in totale 17, i pareggi diventano 5 e le sconfitte 7. Bordin ha portato la Triestina al quarto posto nel girone A, rilevandola nel febbraio di quest'anno dalla terza piazza, in un momento però dove la squadra aveva già incanalato un percorso di involuzione sia di gioco che di risultati. Guardando al futuro, non appena sarà definito l'arrivo del nuovo allenatore, la società pianificherà anche il mercato, che verosimilmente vedrà ridimensionata la rosa di circa una metà degli attuali componenti, fra rientro da prestiti, giocatori che non hanno convinto e altri che viceversa hanno già fatto registrare importanti interessamenti da parte di altre società. Adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità, poi torniamo ancora con un nutrito numero di servizi per voi. Rimanete con noi. Entriamo in studio per fare un salto a Gorizia, dove si sono conclusi i lavori al bastione fiorito del castello. Poi si procederà con l'intervento nell'area del Piazzale delle Milizie. La riqualificazione del castello di Gorizia e del suo borgo compie un importante passo avanti con l'ultimazione dei lavori in bastione fiorito. Il cuore del centro storico cittadino recupera così uno dei suoi punti più suggestivi, da cui si possono ammirare panorami mozzafiato della città e del suo circondario. Oggi lo si vede così, ma dobbiamo pensarlo con i tavolini, con le sedie, con l'illuminazione, con la vegetazione, con un punto di somministrazione piccolo di cibo e bevande. I goriziani rammentano che nel periodo estivo qui trovavano sempre ventilato, una temperatura sempre gradevole, davvero un luogo che difficilmente si riesce a trovare nelle altre regioni. Un luogo stupendo che aumenta sempre di più la capacità attrattiva, l'appeal della nostra città. Il sito dunque riconquista la sua eleganza e potrà regalare ai cittadini e ai turisti momenti di relax e una vista unica. A seguire inizieranno i lavori
sul piazzale delle milizie, che saranno gestiti dall'ente di decentramento regionale come stazione appaltante e vedranno la realizzazione di una struttura polifunzionale che implementerà ulteriormente i vantaggi di questo luogo in termini di fruizione. L'obiettivo è aumentare l'offerta turistica del Maniero creando spazi adatti ad ospitare durante tutto il corso dell'anno eventi culturali e di intrattenimento. E a Palazzo Gobčević, torniamo a Trieste, è stato presentato il libro Sotto la neve, scritto da Manuela Repetti, un giallo ambientato in un paese sperduto del Canada. L'autrice così ci riassume la trama. Il libro è un romanzo giallo che è ambientato in un luogo sperduto del Canada, nell'estremo nord del Canada, e inizia con la scomparsa di una ragazzina, però pur essendo la struttura del giallo si va oltre il giallo, perché si affrontano anche temi importanti come il rapporto con la natura e con gli animali, importante per l'uomo, anche per trovare un equilibrio anche tra i propri simili. E l'altro tema importante è la difficoltà delle relazioni umane, specie nelle piccole comunità. Appunto è ambientato nell'estremo nord del Canada, si trova circondato dalla tundra canadese da una parte e dal mar glaciale artico. È un luogo dove sono stata ovviamente, perché per raccontare un ambiente così difficile bisogna esserci stati. E nella realtà si chiama Churchill, ma nel libro l'ho chiamato Lastville. Allora, la città industriale e portuale di Jazan in Arabia Saudita punta sul molo settimo per le nuove rotte commerciali, investimenti e acquisizione di know-how. Una delegazione della Commissione Reale di Yubali e Yanbu ha visitato le banchine dello scalo Giuliano assieme al patron di Tio Delta Antonio Maneschi. La città porto industriale di Jazan in Arabia Saudita punta sullo scalo di Trieste per avviare nuovi traffici, investimenti e acquisire know-how in quello che viene ritenuto uno dei terminal contenitori chiave dello shipping mediterraneo, il molo settimo. Stamani una delegazione ha visitato le banchine insieme al patron di Tio Delta Antonio Maneschi e la dirigenza di Trieste Marine Terminal per toccare con mano l'operatività dell'infrastruttura in cui stanno partendo anche i lavori per l'ampliamento. Abbiamo il Royal Commission, Sua Eccellenza, il Royal Commission dell'area di Jubal e Yanbu, che è la zona sud dell'Arabia Saudita. È un'area in forte espansione, hanno molte materie prime, vivono di estrazioni minerarie e altre industrie, sono molto interessati a investire, a cercare partner commerciali e anche di know-how in Italia. In quest'ottica, visto che hanno anche investito in un porto, il porto di Jazan, insieme al gruppo Hutchinson di Hong Kong, hanno deciso di venirci a trovare, visto anche le conoscenze ormai che abbiamo noi col gruppo da molti anni, e per vedere di trovare delle collaborazioni. Un interesse specifico su Trieste come porta dell'Europa per le produzioni della città industriale che si affaccia sul Mar Rosso ed ha interessi anche nel campo dei metalli e del caffè, due asset cruciali su cui si basa il modello di business storico del Porto Giuliano. Joining ship lines between the port here as well as the port in Jazan. Avviare nuove linee fra il vostro porto e quello di Jazan è l'obiettivo. Questo creerebbe nuovo business sia per la vostra città che per noi. So, inshallah, one day they will be, and very soon, our gate to Europe. Speriamo in Dio che molto presto il vostro terminal diventi la porta d'accesso in Europa per i nostri prodotti industriali e allo stesso modo le merci provenienti dall'Europa possono arrivare attraverso Trieste nella zona economica speciale di Jazan e da lì noi potremmo servire i mercati circostanti come Africa e India. Siamo molto felici di questa visita perché abbiamo molto da imparare dal vostro lavoro. Il sindaco di Piazza ha dato l'ordine di riaprire al pubblico 5 dei 10 topolini di Barcola che saranno usufruibili nei prossimi giorni. Eccoci all'interno dei topolini che stanno per riaprire. Questi ne finiti tutti i bagni, i servizi e verremo oggi e domani.
Il sindaco di Piazza ha dato l'ordine di aprire al pubblico i topolini numero 1, 2, 8, 9 e 10. 5 su 10 insomma saranno usufruibili già questa settimana, dopo i lavori di ripristino della pavimentazione, le murate a mare, i servizi igienici e gli spogliatoi. 5 su 10 in questi giorni, diciamo entro venerdì. L'ultimo, e mi mancano 10 metri di ringhiera che la ditta ha un po' di ritardo, consegnate la ringhiera, ne avremo 6 su 10. Poi abbiamo il CEDAS e poi abbiamo tutto il lungomare, per cui credo insomma faremo comunque una bella estate. È stata dura, però devo fare i complimenti all'assessore Lodi e a tutte le ditte che hanno lavorato, perché veramente col brutto tempo che c'è stato in maggio hanno fatto dei miracoli. Vicina anche la riapertura del terzo topolino, dislocato subito dopo la spiaggetta, dove si attende l'arrivo di una porzione di ringhiera già ordinata. Se arriva la ringhiera ne avremo 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. La ringhiera è riferibile a quella parte, diciamo così, di entrata in acqua per disabili, giusto? No, i disabili sono a posto, c'è la parte della ringhiera e la parte sopra, i disabili sono a posto, possono già usufruire. Come vedete le zone ammalorate dalla mareggiata, il cosiddetto sedime, il pavimento dei topolini, in questa porzione è a posto, così come gli spogliatoi. Discorso diverso invece per i topolini centrali, numero 4, 5, 6 e 7, che sono stati letteralmente distrutti dalle mareggiate dell'autunno scorso. Per questi è necessario un intervento da circa 2 milioni di euro che durerà presumibilmente l'intera estate. Intanto però 6 topolini su 10 e il lungomare Benedetto Croce garantiranno la tintarella estiva ai triestini. Siamo negli spogliatoi dei rinnovati topolini che, come vedete, hanno anche cambiato faccia qui in questa parte. Spogliatoi, bagni, tutto funzionante. Sono favorevole al nucleare del futuro, quello che utilizza la fissione ed è totalmente sicuro. Spero lo si possa sperimentare in Friuli Venezia Giulia, lo ha detto ai nostri microfoni e lo risentiamo il presidente della regione Massimiliano Federica. Arriva un appello da parte di Confindustria, in particolare da Agrusti, sulla questione nucleare, diciamo, del futuro, no? Ovviamente un nucleare di nuova generazione, perché le imprese hanno bisogno di energia. Io sono favorevole al nucleare d'ultima generazione e addirittura al nucleare del futuro. Io sono stato personalmente a Boston a vedere lo spin-off dell'MIT, dove oltretutto una delle protagoniste è Eni, che è azionista di maggioranza relativa, dove stanno già costruendo la prima centrale a fusione, che è qualcosa di totalmente diverso rispetto alla fissione, quello che conosciamo oggi. C'è una centrale che produce energia nucleare ma senza rischi, perché non ha le reazioni a catena, senza la produzione di fatto di scorie, produce scorie come un centro diagnostico, quindi di fatto nulle, e soprattutto riuscirebbe a rivoluzionare l'approvvigionamento energetico globale. Serviranno ancora diversi anni, non c'è dubbio, però dobbiamo essere al passo coi tempi. Non a caso io già lo scorso anno ho mandato al governo la disponibilità di far sì che il Friuli Venezia Giulia possa diventare area di sperimentazione di queste nuove centrali sicurissime, perché dobbiamo essere al passo coi tempi. Qui abbiamo il sincrotrone che utilizza tecnologie diciamo riconducibili almeno a quello che viene fatto a Boston. Quindi penso che il Friuli Venezia Giulia possa essere all'avanguardia ed essere un pioniere per quanto riguarda l'energia sicura del futuro. I sindacati non soddisfatti al momento delle proposte salariali di MSC per quanto concerne il subentro a Varsila, il minimo collettivo assai minore rispetto a quello precedente. Ancora lontani per quanto riguarda la parte salariale proposta da MSC per le ex maestranze di Varsila, e questo in sintesi il messaggio inviato dal fronte sindacale dopo l'incontro odierno con gli emissari del gruppo, che rileverà l'area di Bagnoli della Rosandra per insediarvi uno stabilimento di produzione di carri ferroviari di ultima generazione. Speravamo che MSC aprisse un po' di più, in considerazione anche il fatto che andranno a lavorare in Punto Franco, avranno dei grandissimi vantaggi, non solo per quanto riguarda il manifatturiero unico, Punto Franco, insieme a Taiwan, Trieste, a poter fare questo, ma poi anche dei vantaggi nella logistica, che è il loro business principale, quindi speriamo che loro questo possano farsi una riflessione. MSC rispetto a questi nel particolare ha detto insomma che non è nelle condizioni di poter garantire tutti quei vecchi accordi, ha dato sì disponibilità a discutere di un nuovo integrativo prima della partenza della produzione, ha ribadito la disponibilità a prendersi carico di tutto quello che era il pacchetto del welfare
di Wärtsilä, quindi insomma la mensa, il circolo aziendale, la sanità integrativa, il fondo pensione e quant'altro, però è chiaro che sul salario c'è ancora una distanza e questo sarà oggetto di un ulteriore confronto nei prossimi giorni. Quanto al successivo incontro con la dirigenza di Wärtsilä, nessuna precisazione puntuale sul discorso esuberi. Wärtsilä purtroppo neanche oggi si è smentita e quindi a specifiche domande da parte del sindacato e delle parti sociali è rimasta sempre vaga e siamo rimasti che ci riaggiorniamo a un prossimo incontro. Non è possibile che a distanza di 2 anni ancora non abbiamo risposte su domande semplici che riguardano la parte in esubero e quindi non abbiamo ancora dei numeri che combacino con quanto comunicato da Wärtsilä alle parti sociali e alla stessa MSC, o almeno tutta la parte integrativa anche e quindi di comunque parte economica che dovrebbe riconoscere i lavoratori che passano in MSC. Vediamo adesso il servizio di presentazione dell'edizione 2024, la 56esima della Barcolana. Un'edizione della Barcolana intitolata alle energie positive, in un mondo sempre più complicato in cui c'è bisogno di continuare a navigare con ottimismo. È il concept della 56esima edizione della regata con il più alto numero di partecipanti al mondo, lanciato dal patron Mitja Jaluz in occasione della tradizionale presentazione nel piazzale della società velica di Barcole e Grignano. Una Barcolana caratterizzata da energie positive. Vedete alle mie spalle i colori della nuova grafica di Barcolana, che sono colori sgargianti, energetici, che danno gioia. Viviamo in un momento difficile a livello internazionale, Barcolana vuol mandare un messaggio di ottimismo, dobbiamo continuare a goderci la Barcolana, che è davvero importante per la città di Trieste, per tutti i velisti, e quindi una Barcolana diciamo di gioia, di festa. Un'edizione della Coppa d'autunno che si terrà come sempre la seconda domenica d'ottobre con tante novità, innanzitutto l'estensione geografica che arriverà a Lignano Sabbiadoro, coinvolta nelle iniziative intorno all'evento articolate in una decina di giorni, annunciate altre iniziative per valorizzare Porto Vecchio offrendo servizi alle tante barche che ormeggiano nella zona al Molo Zero, ma la vera innovazione è quella che riguarda le iscrizioni, possibili non solo per le barche ma anche per i singoli regatanti in cerca d'equipaggio. Barcolana 56 sarà la prima regata al mondo a varare il Ticket to Race. Che cos'è? Ci si potrà iscrivere non solo con una barca ma anche come singolo velista. In questo modo abbiamo già una ventina di velisti americani che sono interessati ad arrivare a Trieste la seconda domenica di ottobre. Vi ricordo l'appuntamento delle 18 con Trieste in diretta, 19:30 il telegiornale. Buon pomeriggio, a più tardi.